un'occasione per il territorio perché questo presepe è anche occasione di fare manutenzione e sistemazione di un'area importante, un sito che ha un paesaggio carsico tipico dei Colli Iberici unico al mondo, e quindi è un'occasione per il territorio per mostrare questi paesaggi, e legato a questo, a questi eventi, c'è anche la promozione, oltre che di un territorio, di prodotti e di tante altre offerte culturali che offre l'area. Quindi è un'occasione imperdibile, fa migliaia di visitatori, è un presepe che è la 9ª edizione, quindi anche rodato, ed è un'occasione anche di coesione sociale, nel senso che lavorando insieme tanti volontari, soprattutto in periodi come questi, che si esce da 2 anni in cui la socialità è venuta anche meno, è una grandissima occasione di coesione sociale e anche di partecipazione da parte della cittadinanza, ma da parte di tutti i veneti, diciamo, e anche cittadini italiani, vorrei sperare. È un appuntamento sentito, devo dire. Noi lo facciamo biennale perché è troppo complessa la macchina operativa per gestire un presepio così complesso su uno scenario di grotte naturali con 9 scene, quindi bisogna organizzare 9 allestimenti. E la gente però non vede l'ora, ci chiede quando manca poco, e quindi non abbiamo difficoltà a trovare volontari, devo dire la verità. E poi la cosa bella è che è assunto, il presepio vivente è diventato un fenomeno diciamo di area, perché abbiamo molti volontari da altri comuni che vengono lì e ci aiutano e fanno i figuranti, ci aiutano a allestire le scene. Fanno tanti lavori anche di sistemazione del terreno, perché bisogna ogni volta riprendere in mano il tutto dal punto di vista della sicurezza. Devo dire che siamo molto contenti di questo coinvolgimento del sociale. Credo che questo sia, lo confermo, un laboratorio sociale prima ancora che un presepio, un laboratorio dove le persone che vengono partecipano a un evento che in realtà trasforma il loro modo di comunicare, il loro modo di essere. Credo che principalmente sia proprio questa l'esperienza che Francesco di Assisi dà nel 1223, è quello di essere coinvolti in un evento, in questo caso il presepio di Villaga, per trasformare se stessi, credenti e non credenti.